Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera a una live splash domenicale del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parlerò di un piccolo rituale vecchio come praticamente i faraoni, ma molto semplice, che praticamente aiuta o dà un piccolo slancio. È una piccola, tra virgolette, dagida molto semplice, cioè non è proprio una dagida, perché quella dagida c'è consacrazione, cercare la luna, il pianeta, è il periodo giusto, e poi insomma è molto più complesso. Però diciamo che è un piccolo aiuto per chi vuol fare il fai da te molto semplice, che sicuramente avete trovato anche su internet, con qualche aggiunta al Maledetto Veneziano, no? Prima parlavo con il De Garda, che anche lei ha fatto una pillola a riguardo. Questa cosa qui è sempre stata usata da tantissimo tempo, no? E che ciao Maria, grazie di esserti unita, grazie mille del saluto. Quindi vediamo a fare di un piccolo rituale che unisce sia la radionica, vedete, con questo circuito molto semplice che trovate nel sito capitano.altervisto.org o nei migliori gruppi social di Facebook che parla di radionica, e serve per unire due persone. Buonasera Cristina, ciao Cristina, grazie di essere con il Maledetto Veneziano. Useremo questo circuito e useremo il classico chiodo, il chiodo fisso, no? Il concetto è molto semplice, sapete quando si parla del chiodo fisso, no? Uniremo queste due praticamente materie, cioè la materia magica vibrazionale e la materia sempre non magica ma vibrazionale della radionica. In questo caso qui il circuito radionico, guardatelo bene eventualmente. Quindi come faremo? Ipotizziamo che qualcuno vuole conoscere o avvicinare, ecco, mettiamolo così, avvicinare, che è un modo più elegante per, in un certo senso, poi avere un dopo, no? Prefisso, predetto che quando la fate queste cose qua bisogna sempre cecchetto di fuoco, ovetto colorato, mettersi dentro tutte le super protezioni, perché il vostro maledetto ve l'ha sempre detto e l'importante sono le protezioni, no? Dopo si può andare, e poi chiaramente pulizia radionica di 100 euro, tutto quello che si può fare per proteggersi. Ma quando si è blindati, allora si può incominciare a fare dei piccoli passi verso alcuni riti operativi, tra virgolette, magici, ma molto semplici. Allora, uniremo sia un classico chiodo fisso, no? Che appunto questo circuito molto importante, no? L'ideale sarebbe avere qualcosa di biologico della persona che si vuole raggiungere, che si vuole unire, o una fotografia, anche una fotografia, un pezzo di unghia, un cappello, qualsiasi cosa che si può raggiungere quella persona, no? Per il semplice fatto che così andiamo sul sicuro, no? Ma anche un mozzicone di sigaretta se lui fuma o quant'altro, oppure solamente il nome e cognome. Allora, il primo passaggio che cos'è? Il primo passaggio, per rinforzare poi il secondo passaggio, ad esempio voi volete conoscere o magari avete litigato con un Caio Semproni, insomma c'è qualcosa che non va e volete ritornare assieme. Ciao, scudo, grazie di essere venuto nel diario Maledetto Veneziano, nel canale Maledetto Veneziano. Allora cosa si fa? Si prende il nome e cognome, si scrive in matita, oppure ve l'ho detto, qualcosa di biologico, e si scrive un foglietto con su scritto Marchino vuole che incontriamo ancora, insomma tutte cose buone, no? Per Gertrude, che è una donna, no? E si scrivono e si lasciano qua sopra, si mettono in centro, e poi cosa si fa? Si prende il pendolino, vedete, quando il nome è scritto sopra qua, e si ruota in senso orario almeno 21 giri. Fatto questo, vedete, si lascia questa macchina vibrazionale, perché è una macchina vibrazionale, sopra o nascosto sopra un armadio, anche dentro un cassetto, perché tanto sapete che i circuiti radionici lavorano con le energie eteriche e non solari, lunari e quant'altro, nel senso che funzionano sempre. È chiaro che se c'è la luna dietro funzionano meglio, questo è chiarissimo, no? E questo è il primo passaggio, quindi abbiamo già attivato una forma di energia propositiva se vogliamo incontrare o raggiungere o conoscere Caio Sempronio, no? O Pippo Pippo, insomma quello che volete voi, il nome sta poi. Ciao Daniela, grazie di essere. Quindi il primo passaggio è questo. Il secondo passaggio è classico, che ormai
parlando con Ilde, questo è famosissimo, il simbolo magico del chiodo, no? Che il chiodo di ferro rappresenta Marte, no? Le forze marziane, la forza d'urto, la forza che ha dentro Marte, il ferro rappresenta Marte. Allora dovremo avere un chiodo, soprattutto arrugginito, quindi la cosa è molto facile. O il chiodo lo trovate vicino a un cantiere, oppure ne comprate uno normale e lo fate arrugginire, lo mettete sotto la pioggia. Ma intanto questo sta già lavorando, quindi iniziate da questo che è molto importante per rafforzare il messaggio. Questo ormai è partito, lo ripeto, questo deve partire, perché così voi colpite con 2 a tenaglia l'obiettivo, cioè quello che voi volete raggiungere. Quindi prima si fa partire questo. Nel frattempo si è cercato un bel chiodo, un bel chiodino, no? Basta che sia arrugginito, come si dice, un pezzetto di stoffa rossa che può essere di qualsiasi tipo, ma mai usato, praticamente, come si dice, vergine. Fino a qui ci siamo, un filo rosso, e poi cosa facciamo? La cosa è molto semplice, scriviamo lo stesso intento che abbiamo già messo qui sopra, no? Ad esempio voglio raggiungere, devono essere degli intenti positivi, ad esempio che Pippo Pluto mi pensi sempre, o che Giuseppe mi pensi sempre. Allora lo ricamate, chiaramente se il chiodo magico è fatto in un periodo di luna crescente, chiaramente è sempre meglio, cioè l'ideale lì, se questo può essere fatto con qualsiasi tipo di luna, cioè voglio dire, il chiodo magico, questo sacchettino col chiodo dentro, deve essere fatto, sarebbe meglio farlo, scusate che è meglio ancora, in luna crescente. Quindi cosa facciamo? Attiviamo questo, prendiamo un chiodo arrugginito, se non avete vicino un'attività che sta facendo una casa, che trovate i chiodi arrugginiti per terra, no? Andate a comprarne uno nuovo e lo fate arrugginire sotto l'acqua, fate in modo che si arrugginisca, no? Poi cucite a mano voi stesse col filo rosso il piccolo, come si dice, sacchettino rosso, e poi prendete il chiodo, avvolgete la stessa scritta che avete messo in questo circuito radionico intorno al chiodo. Fatto questo, mettete il chiodo nel sacchettino rosso, no? E pensate, mentre fate questa operazione, tutte cose propositive, in modo che si impremi, no? Che si impremi questo chiodo con praticamente la scritta che voi state scrivendo, e mentre state cucendo dovete sempre imprimere: io voglio che Giuseppe pensi, faccio un esempio, io voglio che Giuseppe pensi me, magari l'avete anche già fatto qui, così diventa sempre più potente. E poi cosa fate a questo punto? A questo punto avete 2 potenze, avete la radionica a destra e il chiodo nel sacchettino, e cosa fate? Lo tenete sempre addosso, in tasca, e lo tenete sempre addosso in modo che le vostre vibrazioni si uniscono al chiodo che chiaramente avete messo intorno lo scritto che è dentro il sacchettino rosso, e lo tenete sempre fin quando non raggiungete il vostro scopo. Ad esempio, se pensate che uno si chiama ad esempio Joseph, no? Che Joseph pensi sempre a me, mi chiami, lo mettete sempre in tasca e di notte lo mettete sotto cuscino fin quando non avete raggiunto il vostro obiettivo. Quindi con questo sistema abbiamo utilizzato la radionica, no? Va bene anche, vi faccio un esempio, va bene anche per quelle persone che praticamente, non so, sono insieme sono insieme e a un certo punto si incomincia a distaccare perché, non so, cioè, capite, sui social incontra qualcun altro, allora voi già preventivamente vi consiglio anche: ciao Maria, grazie di esserti unita nel canale YouTube del vostro Marietto Vitale. Quindi se anche tutto va bene, perché voi sapete che Marietto vi ha sempre detto, se quando le vacche sono ancora nella stalla è meglio lavorare prima, quindi voi già attivate questo anche se tutto va bene, e attivate anche il chiodino anche se la cosa va bene, tanto un pezzo di filo rosso, un po' di ago, una stoffa rossa vergine e un chiodino si trovano dappertutto. Poi fate il vostro intento e tenete blindato il vostro matrimonio. Se poi chiaramente volete invece conoscere qualcun altro, fa lo stesso effetto. Questo è un rito
certo non ha niente a che vedere con la Dagile è 10 volte, 20 volte più potente, però anche questo si fa nel panorama magico, semplice, perché è una cosa molto semplice, che possono fare tutti, non c'è nessun tipo di rinculo, di ritorno, di negatività, in fondo è una cosa semplice che si mandano amplificati dei pensieri positivi che possono praticamente aiutare ad avere un nuovo colloquio, un trade union con quella persona che noi in un certo senso aneliamo. Poi detto questo parlerò ancora dei circuiti, scusate, degli ebook nuovi, ce ne abbiamo due in pista nuova, uno da 50 euro che non potete mancare, compratelo pure nel sito capitano.intervista.org di De Gare Maledetto Veneziano, nel sito appunto nelle zone shop, no? E questo costa 50 euro, è praticamente un ebook fatto su misura, si prendono praticamente le energie vibrazionali tramite il pendolino e viene nascosta nei vari circuiti tutto la vibrazione della persona che l'ha acquistato, e quindi questo è un libro, cioè un ebook un po' difensivo, benevolo, nel senso che ha solo vibrazioni benevole, a parte un circuito che è difensivo, un paio di circuiti un po' difensivi, ma tutto il resto è benevolo, nel senso dà energie positive. E poi abbiamo il nuovo ebook, come si dice, in pre-lavoro, in work progress, che è Radionica e Abbondanza, 75 euro, sempre che si può comprare nel sito di Ildegara Maledetto Veneziano, il capitano.attervisto.org, che vale molto di più, perché si prefigge lo scopo di portare chi lo compra ad avere l'abbondanza, e l'abbondanza, mi ricordo, che non è la ricchezza, che è una distorsione, uno squilibrio energetico, e non è neanche la povertà, è la giusta misura che tutti teoricamente dovrebbero avere per vivere almeno una vita tranquilla e felice, no? Non da mulino bianco, ma una vita realistica, no? Equilibrata, insomma una famiglia che gira bene, senza storpiare e andare in giro a comprare pantaloni a 200 euro, oppure andare a rubare i pantaloni, capite? Ci vuole un equilibrio, no? Basta andare vestiti in modo equilibrato, macchina giusta, perché poi vedete che c'è gente che non vuole apparire perché non ha abbondanza ma solo megalomania, si compra una macchina da 20.000 rate sotto i mari e poi non riesce a dare ai figli il minimo indispensabile. Quindi questo ebook è un ebook che mira a portare abbondanza nelle famiglie e lavorerà con due forze, quella lunare e quella radionica. Bene cari amici, allora vi ricordo il rito, è un rito semplice, si usa questo circuito, e si usa il pezzettino rosso, filo rosso, e poi quando si cuce bisogna pensare fortemente alla persona che si vuole raggiungere col chiodino arrugginito. Mi raccomando, il chiodo deve essere arrugginito perché acquista a livello vibrazionale più forza, più impegno. Di notte lo si mette sotto il cuscino, deve essere sempre vicino a voi, perché come si dice, il chiodino deve essere inondato delle vostre vibrazioni con la richiesta, chiaramente il vostro nome, e la richiesta di quello che volete raggiungere. Che volete raggiungere il Pippo Franco, oppure volete raggiungere Sant'Antonio, cioè poi sta a voi. L'importante è che quando fate questo lavoro vibrazionale pensate solo positivo verso queste persone. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto, proprio perché alcune amicizie non, come si suol dire, un po' timidine, mi hanno chiesto se potevo dire di un piccolo rito, un rito facile, farlo con la radionica, un rito che in fondo non impegna molto a livello finanziario, molto tempo, ma un rito che può portare molti frutti. Io ho già visto alcune persone che hanno attivato questo rito, no? E hanno avuto dei discreti successi. Certo, la Dagila è 10 volte più potente, più silenziosa, più elegante, fa il suo lavoro, e certo che diciamo che impegna a livello vibrazionale tantissimo la persona che viene in un certo senso raggiunta dalla Dagila, no? Questo è un rito sempre importante, con le dovute dimensioni, ma fa anche lui il suo piccolo lavoro. Se eventualmente volete una consulenza radionica, radioestesica e sibille, sapete che potete contattare o il Degano Maledetto Veneziano, costa 20 euro, pagabile tramite il PayPal. Grazie cari amici, e alla prossima dal vostro Marietto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima, ciao!